Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Schiacciato da 2 lastre di vetro a San Giovanni la Punta, morto un operaio, 15ª vittima sul lavoro quest'anno nel Catanese. Il presidente Mattarella, urgente intervenire, non arrendersi di fronte alla sequela di incidenti e decessi. Catania ha scoperto dalla polizia un deposito di droga nel quartiere San Cristoforo. Un arresto, sequestrato 30 kg di marijuana, valore stimato nel mercato clandestino 300.000 euro. Delitto Taormina a Palermo, individuato il giovane picchiato dal gruppo dello Zen prima dell'omicidio. Potrebbe essere un testimone chiave. 4 finora gli indagati per false dichiarazioni al magistrato. Una telecamera ha ripreso Maranzano dopo aver sparato e ucciso. Beve una birra in un chiosco. A Favara la famiglia di Marianna Bello, morta travolta dalla furia dell'acqua, chiede perché erano aperte le grate del collettore dove la donna è stata trascinata. La magistratura indaga per omicidio colposo. Politica, scontro interno alla Lega per le lunghe liste di attesa nella sanità in Sicilia. Zaia attacca il governo Schifani, gli risponde San Martino. La contrapposizione tra chi vorrebbe tornare al partito delle origini e chi è con il ministro per una Lega ampia e nazionale. A Catania volontari distribuiti in squadre fanno il censimento dei senza tetto, sono una 70ina in città. L'Unione Europea vuole restituire a tutti casa e condizioni dignitose entro 5 anni. Maratona per la pace della CISL con sit-in sotto le sedi delle prefetture dei capoluoghi di provincia siciliani. Un obiettivo per il sindacato da raggiungere insieme, tra la gente. Calcio, il Catania si gode il momento d'oro, entusiasmo travolgente del pubblico, società pronta a insistere per Torre del Grifo, squadra che cresce partita dopo partita, provano a rialzarsi Trapani e Siracusa. Bentrovati, siamo al giorno dopo la morte sul lavoro dell'operaio congolese nella vetreria di San Giovanni la Punta. Chi lo conosceva dice era una persona che si spendeva per gli altri. Fuori pericolo, per fortuna, il collega coinvolto nell'incidente. Monito del presidente Mattarella: è urgente intervenire per fermare incidenti e decessi. Giusy Lazzara. Romano era una persona sempre col sorriso, sempre, anche nelle situazioni peggiori io l'ho sempre visto sorridente, lui e sua moglie, suo figlio che oggi ha 21 anni, uno che si spendeva per gli altri. Lo chiamavano tutti Romano. Romain Lang Supasi 20 anni fa era arrivato a Catania dal Congo. Ieri è morto schiacciato da un'enorme lastra di vetro mentre lavorava in un'azienda a San Giovanni la Punta nel Catanese. Con lui è rimasto ferito un altro operaio ricoverato al Policlinico per la frattura della tibia, ma non è in pericolo di vita. Romano aveva fatto di tutto, dal lavapiatti al manovale, e viveva la precarietà dell'operaio occasionale. Ma si deve capire, sarà l'indagine avviata dalla Procura di Catania, da chi era stato assunto, se dalla vetreria o dall'azienda di tende di Tre Mestieri Etneo, e si dovrà anche accertare se ci saranno state responsabilità da parte di queste aziende. Poi c'è il nodo della sicurezza che pesa sulle morti sul lavoro, 15 solo a Catania dall'inizio dell'anno. Diciamo che abbiamo una situazione di illegalità diffusa, ma non solo in tutti i settori. Gli imprenditori vedono la sicurezza come un costo accessorio. Più volte il Presidente della Repubblica Mattarella ha ammonito di non arrendersi di fronte alla sequela di incidenti e decessi ed è urgente intervenire. I sindacati con la UIL chiedono che bisogna aiutare anche i familiari delle vittime di questa strage quotidiana. A Catania ha scoperto un deposito di droga in un garage di San Cristoforo. La polizia ha arrestato un 45enne che è stato trovato con 30 kg di marijuana dal valore nel mercato clandestino di 300.000 euro. Emanuela Corsi.
All'esterno sembrava un normalissimo garage, all'interno invece era un deposito di droga, attorno al quale ruotava un giro d'affari da oltre 1 milione di euro. La polizia di Catania ha arrestato un 45enne del luogo trovato con 30 kg di marijuana del valore di circa 300.000 euro. Ancora una volta i controlli delle forze dell'ordine si sono concentrati nel quartiere di San Cristoforo, una tra le principali piazze di spaccio del capoluogo etneo. Alcuni giorni prima gli agenti avevano notato un sospetto via vai di scooter nei pressi di un garage di via Viadotto. Nel corso del pattugliamento della zona gli agenti hanno fermato e sottoposto a controllo il 45enne che usciva dal garage sospetto con la propria autovettura, all'interno della quale hanno trovato 5 grosse buste che contenevano oltre 5,5 kg di marijuana. A quel punto i poliziotti hanno esteso il controllo anche all'interno del garage, trasformato in un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento delle dosi di droga. In queste immagini vediamo uno degli agenti, durante la perquisizione, che tira fuori dagli scatoloni 22 buste, contenenti quasi 24 kg di marijuana, nonché materiale per il confezionamento. I poliziotti hanno trovato anche 150 buste di plastica vuote, con alcuni residui di erba e cocaina al loro interno, identiche a quelle rinvenute con la droga, elemento che ha fatto presumere che il giro d'affari illegale potesse superare il 1,5 milioni di euro. Palermo, una birra dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Le telecamere hanno ripreso in un chiosco Gaetano Maranzano subito dopo il delitto. Intanto è stato individuato il giovane che era stato picchiato dal gruppo dello Zen. Potrebbe essere un testimone chiave. Marco Gullà. Una birra dopo aver ucciso Paolo Taormina. Gaetano Maranzano, tramite le telecamere di sorveglianza, risulta che dopo il delitto avvenuto all'Olivella si sia recato in un chiosco del Borgo Vecchio per bere una birra con alcuni amici. Successivamente avrebbe raggiunto lo Zen. Un altro dettaglio agghiacciante: con lui ci sarebbero state altre 3 persone, ma dagli interrogatori che sono stati fatti in questi giorni sono emersi dettagli contrastanti. Gli amici di Maranzano fanno muro e vogliono mischiare le carte. Gli investigatori inoltre avrebbero individuato anche chi era stato inizialmente pestato dal gruppo dello Zen. Il ragazzo sarà interrogato a breve e potrebbe fornire ulteriori tasselli su cosa è successo prima dell'omicidio. Alcuni testimoni sostengono che Paolo fu colpito alla testa con una bottiglia, anche se dalle immagini delle telecamere non si riesce a comprendere con precisione come si sia svolto l'agguato. Le dichiarazioni di questo test potrebbero rivelarsi decisive anche per dare un'ulteriore traccia all'omicidio dell'Olivella. A Favara la famiglia di Marianna Bello, travolta dalla furia dell'acqua, continua a chiedere verità per accertare eventuali responsabilità. Le grate del collettore dove la donna è finita erano aperte. La magistratura indaga per omicidio colposo. Davide Sardo. A Favara resta la richiesta di verità. La famiglia di Marianna Bello, la giovane mamma travolta dalla furia dell'acqua il 1° ottobre, attraverso il proprio legale, chiede che si faccia piena luce sulla tragedia. L'avvocato Salvatore Cusumano, insieme al marito e alla sorella di Marianna, aveva già sottolineato in conferenza stampa l'esigenza di accertare eventuali responsabilità, non fermandosi al dolore, ma comprendendo le cause e le eventuali omissioni che potrebbero aver contribuito alla tragedia. Ringraziamo anche il procuratore capo per il suo intervento, per il suo arrivo sui luoghi, perché credo che sia fondamentale rinvenire i responsabili di tutto ciò, capire se effettivamente l'allerta gialla era un'allerta gialla, doveva essere un'allerta rossa, e quindi capire se ci sono eventuali responsabili all'interno della protezione civile regionale e capire poi soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Secondo le prime verifiche, al momento della tragedia le grate del convogliatore erano aperte e proprio da lì l'acqua avrebbe travolto la giovane mamma. Una indagine complessa che dovrà stabilire se quella tragedia poteva essere evitata e se vi siano responsabilità umane dietro la furia dell'acqua che ha spezzato la vita di Marianna Bello. 25 anni, Girolamo Bisesi è morto a Termini Imerese schiantandosi con il proprio scooter contro un palo. È stato trasportato in ospedale dal personale del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le lunghe liste di attesa nella sanità in Sicilia accendono lo scontro all'interno della Lega.
Zaia attacca il governo Schifani, gli risponde San Martino. La contrapposizione è in sostanza tra chi vorrebbe tornare al partito delle origini e chi la pensa come Salvini, che vorrebbe una Lega ampia e nazionale. Adelaide Barbagallo. I ritardi e le lunghe liste di attesa nella sanità in Sicilia accendono il dibattito e lo scontro politico all'interno della Lega. Ad innescare la miccia è il caso di 2 coniugi di Gela che si sono trasferiti a Treviso per avere cure tempestive per un linfoma. È immorale chi amministra, attacca il leghista e governatore del Veneto Luca Zaia, qualche domanda se la dovrebbe pure fare. Il presidente della regione Schifani tace, al suo posto risponde il vicepresidente Luca San Martino, uomo della Lega. Il tema è complesso, afferma, ricordo a Zaia che molti medici che operano in Veneto sono siciliani e che nel periodo di Covid gli ospedali del sud, mentre quelli del nord scoppiavano, hanno curato i loro pazienti. Zaia alza il tiro facendo sapere che non parteciperà al vertice di maggioranza convocato per l'analisi del voto. A lui si contrappone San Martino, il leghista dei siciliani salito sul carro di Salvini in tempi cui i numeri non erano alti, traslocando il suo corposo pacchetto di voti. Uno scontro politico che si consuma tra alleati e soprattutto all'interno della Lega, che vede contrapposti i puristi del ritorno alle origini e il partito ampio e nazionale sognato da Matteo Salvini. Ancora fermo il progetto del porto rifugio di Gela, tra burocrazia, promesse e ritardi che datano da anni. Adesso se ne occupa la nuova commissaria dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, Tardino. Il servizio è di Geri Italia. Il porto rifugio di Gela continua a essere un cantiere solo sulla carta. Da anni si parla di lavori, tavoli tecnici e rilanci istituzionali, ma nulla di concreto è ancora partito. L'iter è bloccato tra burocrazia e lentezze amministrative. In città intanto è arrivata la neocommissaria dell'autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale. Annalisa Tardino, voluta dal ministro Salvini, ha visitato per la prima volta i porti di Gela, il porto rifugio e il porto isola, quello della bioraffineria. Prima però un passaggio in capitaneria e un confronto con il sindaco Terenziano Di Stefano e i vertici della Guardia Costiera. La Tardino ha promesso un cambio di passo, recuperare il tempo perduto e aprire un percorso rapido, concreto e orientato ai risultati per restituire centralità a un'infrastruttura che da troppo tempo è simbolo di immobilismo. Sto prendendo contezza dei luoghi, mi sono insediata da circa 1 mese e mezzo e questa, come le dico, è una prima visita operativa. Ci vuole una programmazione che certamente non si può fare in 1 mese dall'insediamento. Questa autorità di sistema ha sempre rispettato il cronoprogramma e gli obiettivi che si è posto e certamente non è né mia intenzione né personale né come facente parte di una squadra quello di non rispettare un obiettivo che è nostro. Dal comune e dal comitato proporto però arriva un richiamo alla realtà. A quasi 1 anno dall'ultimo tavolo tecnico nulla si è mosso. Entrambi chiedono una verifica urgente con l'autorità portuale in presenza dei tecnici e con impegni precisi sui tempi. La commissaria ha assicurato un incontro a breve. Ci vedremo presso la sede dell'autorità a brevissimo. Ascolterò tutti perché è mio dovere ascoltare tutti e poi sceglieremo e decideremo come affrontare i problemi che riguardano questo porto e di conseguenza il territorio. Sul futuro la Tardino guarda anche la transizione energetica. L'idea è quella di creare un raccordo tra il porto di Gela e la bioraffineria, valorizzando il ruolo del porto isola, ma per adesso restano solo ipotesi su carta. Partita a Catania la conta europea dei senza fissa dimora. In città sono circa 70 le persone che vivono in strada. L'iniziativa organizzata dal Comune e dall'Università si propone, secondo una direttiva della Commissione europea, di azzerare il fenomeno dei senza tetto entro il 2030. Adelaide Barbagallo. Al calare della sera a Catania un centinaio di volontari distribuiti in squadre sono partiti alla ricerca dei senza tetto. Cartine in mano perlustrano aree specifiche. La città per il 2° anno partecipa alla conta europea delle persone senza dimora. Obiettivo: azzerare entro il 2030 il fenomeno di quanti vivono per strada. Sono circa 70 le persone che vivono in giacigli di fortuna. Ci uniamo alla squadra che si è data appuntamento alla locanda del Samaritano. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Università di Catania. Per noi è importante come amministrazione comunale perché ci orienta a quelle che sono la lettura del bisogno che noi conosciamo. Molti volontari conoscono già alcuni senza fissa dimora.
Noi seguiamo i soggetti più fragili, quindi anche i malati mentali, cercando di tutelarli anche con la nomina dell'amministratore di sostegno. Si parte. Ci dirigiamo con i volontari della Croce Rossa e del Centro Astalli alla Villa Bellini, per poi perlustrare le vie adiacenti. C'è un questionario da compilare, ma non tutti senza fissa dimora hanno voglia di rispondere alle domande dei volontari. In certi casi è possibile con molta delicatezza, sempre, come dire, senza nessuna pressione. E in altri è molto più difficile anche per le condizioni oggettive a volte delle persone. Nessun senza fissa dimora è stato trovato alla villa. In via Etnea, quando ancora i negozi sono aperti, qualcuno già dorme, altri hanno appena sistemato il loro giaciglio. Da Palermo a Siracusa, da Catania a Messina, al via dalla Sicilia la maratona per la pace della CISL. Una mobilitazione civile contro ogni guerra e violazione dei diritti umani. Desiree Ferlito. La pace si costruisce nelle piazze, insieme alla gente. È quello che pensa la CISL siciliana, che questa mattina ha organizzato sit-in sotto le sedi di tutte le prefetture dei capoluoghi di provincia, nell'ambito dell'iniziativa nazionale Una maratona per la pace. L'idea è quella di ribadire la condanna di ogni guerra, di ogni violazione dei diritti umani, riaffermando il valore della libertà, della giustizia, della solidarietà e della dignità umana come fondamento di una convivenza pacifica tra i popoli. Anche a Catania grande partecipazione. La pace si costruisce con la pace, ha ribadito il segretario CISL del capoluogo etneo Attanasio. La pace non è una cosa scontata, va accompagnata, va coltivata e va soprattutto dimostrata. Noi non incendiamo né piazze né facciamo cortei, ma facciamo cose concrete come queste iniziative che partono da oggi in tutte le città siciliane. E poi Palermo, Siracusa e Messina, dove era presente il segretario generale della CISL siciliana, Leonardo Lapiana. Io credo che sia un impegno importante per la nostra organizzazione e il fatto che in tutta la Sicilia ci siano queste manifestazioni danno proprio il segnale di quanto la CISL è attenta a queste tematiche. Il sindacato ha avviato una raccolta fondi a livello nazionale e regionale, soldi che verranno devoluti alla Croce Rossa per portare aiuti alle popolazioni in difficoltà, Ucraina, Gaza, ma anche altre zone di guerra in Africa. Corsi, laboratori, colloqui di lavoro. A Palermo arriva C'è posto per te. Ecco di che si tratta con Marco Gullà. C'è posto per te. La campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia ha fatto tappa a Palermo. Un modo per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. E a Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, i giovani erano davvero tanti. C'è posto per te è un modo per avvicinare il lavoro alle persone e le persone al lavoro, rendendo l'accesso alle opportunità occupazionali più diretto, inclusivo e partecipato. Una campagna di informazione e di opportunità, di conoscenza di opportunità per tutti i giovani, per le donne, per tutte le persone che sono in cerca di lavoro. I nostri giovani sono la nostra speranza e soprattutto vogliamo disintermediare l'offerta di lavoro dalla domanda. E già tanti giovani sono in fila per il proprio futuro. Per voi fra qualche anno si aprirà il mondo del lavoro, cosa vi piacerebbe fare? Non lo so. No, ancora non lo so, lo devo decidere. Puoi montare modem nelle case, per esempio, mi piacerebbe, o aggiustare computer. Particolare attenzione rivolta a giovani, donne e disoccupati, con l'obiettivo di sensibilizzarli sulle opportunità lavorative. I ragazzi hanno le idee chiare, senza quindi l'istruzione, senza quindi una formazione quindi adeguata non si va da nessuna parte. Ovviamente non hanno quindi delle ristrettezze territoriali, sanno che qua quindi possono quindi imparare un lavoro e sicuramente hanno tanto voglia quindi di crescere e di rimanere qui o andare altrove. Palermo, l'ospedale Sofia Cervello ha aderito alla terza edizione del progetto nazionale Un albero per la salute, promosso dai carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità. L'iniziativa prevede la messa a dimora in contemporanea in 30 ospedali d'Italia di giovani alberi, simboli di vita, cura e sostenibilità. Un viaggio adesso tra arte e introspezione, dove la bellezza nasce anche dalla ferita. Simone Valsecchi trasforma gli oggetti della sua esibizione in simboli di memoria e rinascita
nel Museo Griffo di Agrigento. Davide Sardo. Un offertorio laico di simboli e suggestioni dove la violenza e la bellezza si incontrano in un dialogo intenso tra memoria e contemporaneità. È il cuore del progetto H.I.A.M.I di Simone Valsecchi, che approda in un luogo normalmente chiuso al pubblico, la Sala Francesco Sinatra, nei depositi del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, conosciuto come il Museo della Seconda Scelta. L'artista espone qui gli oggetti di scena della sua performance, un giubbotto di salvataggio, un galleggiante, un teschio scultura, elementi simbolici che parlano di tragedie e speranze, di corpi e identità, ma anche di rinascita e di cultura come unica via di liberazione dalla violenza quotidiana. Un percorso visionario che intreccia riferimenti queer, richiami al mito e riflessioni sul nostro tempo, diventando una delle esperienze fondanti di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Breve pausa, tra poco il calcio con il momento d'oro del Catania. State con noi, vi aspetto. Calcio, momento positivo per il Catania, il pubblico è tutto con i rossazzurri e la squadra dà segnali di crescita costanti e attende il Benevento per il nuovo big match. La società vuole rinnovare l'interesse per Torre del Grifo. Marco Carli. Le immagini del Massimino stracolmo con la Salernitana sono ancora negli occhi di tutti e già Catania si prepara a fare il bis. Con il Benevento si vedrà lo stesso scenario, i biglietti delle due curve sono già andati esauriti e la Lega Pro fa bene sui propri canali social a sottolineare il colpo d'occhio inusuale per la C, ma anche per molte piazze di B e di Serie A. E il Massimino sarà fra gli stadi che ospiterà dal 12 al 18 novembre il gruppo 9 della prima fase della qualificazione all'Europeo Under 19. L'Italia debutterà mercoledì 12 allo stadio AC Galatea di Acirale contro la Moldova, per poi affrontare sabato 15 la Bosnia-Erzegovina e martedì 18 la Polonia, proprio a Catania. Insomma, la febbre di grande calcio avvolge la città da sempre. Toscano ha notato ancora di più con la Salernitana quanto sia decisivo l'intento comune, quello che in questo momento sembra evidente anche nella sua squadra. Una squadra che dopo il recupero di alcuni infortunati ha alzato il livello in modo esponenziale. È tornato Rolfini e ha fatto vedere di essere un giocatore con caratteristiche diverse rispetto alle altre punte. C'è Aloi, guardare per credere come è entrato in campo con la Salernitana. Torna Caturano che dovrebbe essere impiegabile con il Benevento. C'è Gherardi che ha l'accordo per il prolungamento e poi c'è la società che continua a mostrare interesse per Torre del Grifo e dopo la call di lunedì pensa a formulare un rilancio, scadenza giovedì alle 12. Qualora una delle due parti, l'altra è la società Aurora, dovesse depositare un'offerta nell'ultimo quarto d'ora, si darebbe l'opportunità di 60 minuti di tempo per presentare un eventuale ultimo rilancio. Dal 24 al 30 anche altri soggetti potranno formulare una nuova offerta a patto che sia almeno del 10% superiore a quella del prezzo di aggiudicazione. Momento delicato invece per le altre siciliane di Serie C. Siracusa è ultimo con 3 punti e 5 di distacco rispettivamente da Cavese e Trapani, sulla cui panchina Aronica inizierà a traballare se non dovesse vincere con il Cerignola. Francesco Triolo. Un momento delicato quello del Siracusa, i punti non rispecchiano il gioco della squadra, la classifica sta diventando sempre più pesante, 9 sconfitte in 10 partite, 4 consecutive nelle ultime 4, una difficoltà che la società sta cercando di affrontare tra le 4 mura dello spogliatoio, cercando di compattarsi. Del resto la squadra gioca, anche a Caserta ci sono stati episodi che hanno indirizzato la gara in maniera diversa. Il presidente Alessandro Ricci ha confermato la fiducia a Marco Turati nella speranza che prima o poi il vento cambi e in attesa di gennaio, quando qualcosa sul mercato andrà necessariamente fatta. La partita di sabato contro il Casarano, una delle formazioni che meglio ha fatto in questo avvio di torneo, può essere il grimaldello per cambiare rotta. Se la panchina di Turati al momento non è a rischio, a Trapani non può dirsi altrettanto per quella di Aronica. La sconfitta contro l'Atalanta è stata una brutta botta perché il successo di Cava sembrava aver messo da parte il periodo no dei Granata. Domenica arriva il Cerignola, c'è l'occasione per il sorpasso in classifica che non si può fallire. La speranza è quella di recuperare l'attaccante Vasquez anche per dare respiro a Grandolfo. Secondo alcune voci, proprio la partita contro il Cerignola potrebbe essere decisiva per le sorti di Aronica. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.